Con un primo tempo di altissimo livello, le ragazze del Bardolino Verona si aggiudicano per 4-0 il derby veneto del massimo campionato contro il Venezia. Mister Longega non rischia Patrizia Panico, sicuramente al rientro mercoledì nel recupero di Monza. In sostituzione del bomber romano, spazio in avanti a Cristiana Girelli. L'avvio di gara delle gialloblu è veemente. Dopo un'incornata di Gabbiadini terminata di un soffio alato, le veronesi sbloccano il risultato al 9° minuto. Venusia Pagliotti sguscia dalla sinistra e da posizione decentrata fa partire una conclusione ad incrociare sul secondo palo che non lascia scampo alla numero 1 veneziana. Alessia Tuttino con un colpo di testa non inquadra la porta, ma l'appuntamento con il gol per le gialloblu è solamente rimandato di pochi minuti. È il 14° quando Cristiana Girelli raccoglie il lancio di Parisi, in progressione entra in area e di piatto trafigge Penzo. Passano appena 4 minuti e le gardesane vanno in rete per la terza volta, mettendo in cassaforte l'esito della gara. Capitan Boni, dal vertice destro dell'area di rigore, controlla di sinistro e al volo fa partire una conclusione capolavoro che si insacca all'incrocio. Il Bardolino Verona continua a macinare gioco di fronte ad un Venezia ordinato ma impotente ed incapace di arginare le folate offensive delle gialloblu. L'incrocio dei pali nega la gioia del gol a Viviana Schiavi, autrice di una bella incornata. Il difensore del Bardolino cerca con insistenza la rete personale, ma dove non arriva il portiere Penzo ci pensa un difensore veneziano a respingere la sua conclusione a botta sicura. Le veronesi confezionano piacevoli azioni d'attacco a ripetizione e la quarta ed ultima rete scaligera giunge in chiusura di prima frazione. Gabbiadini vola sulla destra, mette al centro per Valentina Boni che evita un difensore e mette dentro la rete della doppietta personale. Nella ripresa Mister Longega pensa già alla sfida di mercoledì e concede riposo ai centrali difensivi Sorvillo e Schiavi, sostituite da Valetto e dall'ormai recuperata Stefanelli. Le gialloblu controllano la gara senza disdegnare qualche altra folata offensiva. Melania Gabbiadini potrebbe arrotondare il risultato in più di una circostanza, ma per la bionda gardesana non è giornata, mentre l'estremo difensore veneziano si supera per dire di no ad una sempre più positiva Venusia Pagliotti. Superato a pieni voti anche l'esame Venezia, ora le gialloblu sono subito concentrate sul recupero di mercoledì a Monza.